Siete pronti per un'altra ricetta da figlio di marinara? Questa è una ricetta semplice. Aglio, olio e peperoncino, salsiccia a indio. Sempre che faceva mamma mia. Mettiamo l'acqua a bollere e ci buttiamo a indio e salsiccia. Ma raccomando, non bucammo la salsiccia perché sennò tutto il succo della salsiccia si perde e poi diventa secca. Praticamente pigliamo una padella, mettiamo aglio, olio e cerasino. Appena è pronta la salsiccia, la tagliamo, la mettiamo dentro all'aglio, olio e cerasino e prezzemolo. Dentro la pentola arruiamo cotta e salsiccia. Ci caliamo lo spaghetto. Quando sono quasi pronto, alziamo i spaghetti e chiamo a mantecare. Chiamo a piattare. È che un piatto così semplice e povero diventa speciale solo con una salsiccia. Perché quando si da cucinare, ci a mettere amore. Parola da figlia di marinara. Questa è la ricetta di mamma. Aglio, olio, peperoncino e salsiccia.